Forse un malore, forse una disattenzione, un'operazione compiuta per tanti anni, lì, in quel fossato esattamente di fronte a casa. Ma un'operazione, quella dello sfalcio dell'erba delle rive, che è costata la vita a Tarcisio Bortoli, 79 anni, di Fossò. Una vita trascorsa sui campi a coltivare terreni, crescere animali. Mai un attimo di sosta, un uomo tranquillo, ancora pieno di forze nonostante l'età. Ieri, nel tardo pomeriggio, era uscito di casa con la sua moto falciatrice per tagliare l'erba lungo le rive del fossato di fronte a casa. Alle 8 doveva rientrare, puntuale come sempre, nell'abitazione di via Molinetto, dove lo attendeva la moglie Romilda Maniero, di 78 anni, ma non ha fatto ritorno. E dopo qualche decina di minuti sono scattate le ricerche da parte dei figli e dei nipoti che vivono nella casa adiacente. Loro hanno girato dappertutto. Sono arrivato io e abbiamo cercato un po' nei campi, dopo fatalità dei nostri vicini sono accorti vicino al fosso che c'era qualcosa, insomma, e allora sono andati là a vedere e era là, insomma. Verso le 10 i soccorritori sono riusciti ad individuare Tarcisio Bortoli, ma solo dopo aver fatto aprire le chiuse del fossato che scorre di fronte a casa e fatto abbassare i livelli dell'acqua. L'anziano era lì, in fondo al canale, a faccia in giù, morto annegato e ancora adagiato vicino alla moto falciatrice che da una vita lo accompagnava nel periodico sfalcio dell'erba di fronte a casa. Forse è scivolato con il macchinario giù dalla piccola scarpata, ripida quanto basta per finire dritti in acqua, e da lì non è più riuscito a rialzarsi.